Io penso che l'Italia è già piccola, no? Io penso per definizione generazionalmente, credo, all'Europa. L'Italia è un piccolo pezzo d'Europa, secondo Alessandro Benetton, che in un incontro alla 21 Gallery di Treviso ha illustrato la sua posizione sul percorso dell'autonomia e altri temi di attualità. È chiaro che tante volte ci possono essere degli aspetti, insomma, per cui io vedo all'allargamento dei confini, non alla restrizione da imprenditore. E allo stesso tempo mi rendo conto che ci sono tanti temi che richiedono delle peculiarità o delle focalizzazioni locali, no? Che porterebbero a dirci che le cose più piccole possono essere, no? o più circoscritte possono essere gestite con più facilità. Io penso che dobbiamo avere tutti il buon senso per sapere che queste due cose vanno viste come opportunità e non come ragione di divisione. Efficienza innanzitutto, sostiene Benetton, che rilancia il tema delle Olimpiadi, ammettendo ritardi evidenti, ma invita a guardare all'evento con ottimismo, in quanto vetrina fondamentale per il Paese. Io penso che il lavoro che avevamo fatto con i mondiali di sci sia stato un lavoro che ha dimostrato che esiste una compatibilità tra sostenibilità ecologica, ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica.